Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi al canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parlerò un po' della Luna, perché ho avuto alcuni amicizie che mi hanno chiesto se è un satellite artificiale. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Ildegarda, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove nel gruppo dei magici arcieri Bertoldini il legale Marietto Veneziano coadiuvati da Miras tengono un percorso esoterico gratuito. Vi ricordo anche che se volete fare dei commenti con delle domande si fanno qui sotto, non in PVT o magari in Face. È meglio che attiviamo un pochettino questo canale così che fa ambiente. Bene, iniziamo un po' con questo discorso della Luna. Qualche anno fa è uscito un grande, come si dice, non predicatore ma divulgatore, a incominciare a sparare che dopo aver preso una sostanza psicotropica del Sud America, a un certo punto ha capito che la Luna era un satellite artificiale. Il vostro Marietto invece ha un'altra visione e qui vi racconto un po' la storia. Quando ebbi più o meno 15 anni, con mio amico nome Fantasia Marchino, andammo a montare fuori dalla casa di una persona che poi in futuro sarebbe diventata un sindaco molto potente, la tenda canadese. A un certo punto cosa successe? Era estate e noi giocavamo a fare un po' insomma gli esploratori. Uscì questa signora con sua figlia e mi diede una bibita a me. Mi diede una bibita a me da bere, ma non al mio amico. Io volevo condividerla con il mio amico non la voleva, insomma era un'imboscata. Presi questa bibita da bere e a un certo punto mi trovai fuori 2 metri dalla tenda che svolazzavo e c'era il capitano degli alpini che non voleva che svolazzavo via. Allora sono rientrato, ma sono riuscito a stare poco nel corpo e sono schizzato e sono arrivato sulla Luna. La Luna prima di tutto è rotonda come la Terra, non è piatta ma è rotonda, perché da là guardavo la Terra e continuavo a gridavo con uno stesso perché pensavo di essere morto e non riuscivo a capire dove in un certo senso ero andato a finire, cioè capivo che ero sulla Luna ma non riuscivo a capire come potevo essere morto e non andare attraverso il tunnel di luce. Insomma, ero preoccupatissimo e camminavo sulla Luna. A un certo punto, tu che grido io, arriva il guru del mio babbo, no? Che lui da piccolino, a 7 anni più o meno, mi aveva fatto conoscere in una pillola che dirò poi in futuro, no? Che racconterò poi in futuro. Insomma, questo tipo parlava anche la mia lingua perché ci eravamo già conosciuti quando avevo 7 anni, quindi andavo sul sicuro. Gli dico, guarda, io sono qui e sono spaventatissimo, che si fa? Lui mi guarda, mi dice, adesso ti voglio far vedere una cosa, non preoccuparti perché tu stai bene. Morale della favola, cosa succede? Mi sparisce di nuovo e gli dico, ma dove caspita è andato? Io ero spaventatissimo. Morale della favola, lui ritorna e mi dice, io sono entrato dentro la Luna. E mi dice, vieni con me. E io dico, ma non sono capace di entrare dentro la Luna. E lui mi prende per mano e mi trascina dentro proprio la roccia e arriviamo sotto dove ci sono dei bunker. E dentro questi bunker c'erano praticamente delle, non trappole, ma diciamo prigioni e uffici dove praticamente c'era un gruppo di soldati che facevano, come si suol dire, degli esperimenti su delle persone, no? E io dicevo, ma scappiamo perché qui se ci prendono ci distruggono questi qua. E il santone, il mistico, e l'avatar mi guarda e mi dice non aver paura perché noi siamo di un'altra vibrazione. Morale della favola, mi fa vedere tutte queste cose qua. Io spaventatissimo perché era proprio uno zoo dove tenevano dentro delle persone ed eravamo sulla Luna. A un certo punto io pensavo, ma allora la Bibbia è tutta sbagliata perché dicono che non esistono niente a riguardo della Luna. Io pensavo in fondo che fossero extraterrestri, in realtà erano esseri umani che avevano le conoscenze per
per andare sulla Luna, quindi sto parlando di più di 40 anni fa. Morale della favola, mi fa fare questo tour, no? Mi fa vedere tutte queste cose pazzesche, alla fine usciamo e ritorniamo sul piano lunare e a un certo punto mi dice ecco tu hai visto quello che dovevi vedere e adesso io me ne vado e come è arrivato se n'è andato. Io ero spaventatissimo e dico adesso come faccio? Morale della favola, dopo pochi secondi che ho pensato questo, flop, sono tornato nel mio corpo, sono passato dalla luna e sono ritornato adagio adagio dentro il mio corpo. Quando sono ritornato nel mio corpo c'era lì questa donna che sarebbe poi diventata nel futuro un sindaco di quel paese dove abitavo, sua figlia, il Marchino, che mi guardavano e mi dissero ma dove sei andato? E io gli raccontai tutta la storia pensando che mi avrebbero preso per matto. In realtà loro, almeno la mamma, questa signora che faceva sedute spiritiche e quant'altro, ci credette. Allora io cosa feci? Corsi a casa, montai la tenda, corsi a casa e mentre andavo a casa, tanto per cambiare, incontrai il mio padrone di casa e gli raccontai cosa è successo. Gli dissi guarda che la Bibbia è tutta sbagliata, perché qua la storia è che sulla Luna c'è già la gente che ci vive alla grande. E lui mi disse guarda io questa storia la so, non sei il primo che sia andato a camminare sulla Luna, ma devi capire che non puoi andarlo a dire in giro perché ti prenderebbero per pazzo. Al che il vostro marietto corse a casa, lo disse a suo babbo, no? E suo babbo lo guardò, era come se lo sapessero tutti, in quel momento lì lo ascoltò e gli disse senti queste cose qua tientele per te perché sennò ti prendono per pazzo. Il vostro marietto chiaramente aveva la lingua lunga e corso giù in piazza dopo qualche giorno e raccontò questa cosa qui. Alla fine ero diventato il giullare del paese e mi stetti zitto e non raccontai più niente. Quindi che la Luna sia un satellite fatto di metallo è impossibile perché io ho visto proprio terra, però è vero che sulla Luna ci sono già delle basi sottoterra che sono almeno lì da 300 anni. Allora uno si può domandare ma chi è che le ha costruite? Le hanno costruite i Sarmadi, quelli che stanno nell'est, che hanno queste conoscenze magiche, possono viaggiare nel tempo e sono andati a prendere delle conoscenze a livello fisico per poter costruire e sono su da 300 anni. Quindi una volta c'è stato un astronauta che ha raccontato praticamente la stessa cosa ed effettivamente è proprio così. Noi sulla Luna siamo da 300 anni, che poi l'uomo abbia dovuto fare degli allunaggi falsi per poi testimoniare che ci è riuscito ad arrivare per il popolino è anche vero, però che l'essere umano di questa era è già sulla Luna fisicamente è da più di 300 anni. Quindi non è un satellite, è proprio una cosa, non è artificiale, è proprio una cosa creata dalla Keter e ci influisce in un modo molto potente. E in più ci sono questi campi di concentramento perché sono queste persone che vengono prese con un karma pesante e al posto che portarli sotto la Siberia per paura che scappino li portano su. Bene cari amici, anche per oggi il vostro marietto ha detto tutto, vi ringrazio di avermi seguito fino a qui e ci sentiamo alla prossima pillola. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.